Quindi oggi, la scorsa volta, faccio una brevissima premessa per permetterci di ricollegarci a quello di cui stavamo parlando. La volta scorsa abbiamo parlato in senso abbastanza ampio di orientamento, definendolo come un processo che ha a che fare con le competenze che vengono acquisite a scuola, perché orientamento è acquisizione della competenza di fare scelte. Il decision making, come ci siamo detti, e lo ripeto velocemente, è quell'insieme di processi mentali, quindi un percorso attraverso il quale noi, consapevoli di come siamo, di ciò che ci sprona, delle nostre paure, di quello che vogliamo evitare, consapevoli del contesto, facciamo per noi la scelta migliore tra il ventaglio di possibilità che abbiamo attualmente sul piatto. In questo senso è chiaro che il decision making, e qui veniamo subito a noi, è chiaro che il decision making ha a che fare anche con la nostra capacità di proiettarci leggermente nel futuro. Tuttavia, ha a che fare principalmente con il come siamo oggi e questo, riguarda chi fa la scelta, ma anche chi si occupa di sostenere, i ragazzi, ad esempio nell'orientamento, nel fare questa scelta. È mia opinione, ma anche nella letteratura e nell'esperienza che ho della formazione con gli insegnanti, anche del rapporto con i ragazzi, che quando noi facciamo orientamento, molto spesso ci viene naturale confondere il cosa vuoi fare nei prossimi 5 anni o 3 anni con il cosa vuoi diventare. Che cosa vuoi diventare, dal mio punto di vista, è una domanda tendenziosa, perché noi siamo consapevoli che c'è una struttura quasi immensa di professioni a cui attingere, ma siamo anche consapevoli che queste professioni, proprio a causa di una società in continua costante evoluzione, ormai non solo fisica ma anche e soprattutto virtuale, queste professioni subiscono delle modifiche e ciò che ieri caratterizzava un certo tipo di lavoro, oggi o domani non sarà più così. Faccio sempre l'esempio banale, che probabilmente vi ho già fatto, del medico, no, il medico chirurgo che prima doveva avere solo un'ottima conoscenza dell'anatomia, dei sistemi di cura, della farmacologia e tutto quello che ha a che fare, e adesso deve anche essere un esperto informatico che deve apprendere a guidare in modo digitale, quindi solo con le mani su un touch, per esempio un robot, una macchina capace di operare una persona viva, con un altissimo numero di successo, sicuramente superiore a quello dell'errore umano che noi mettiamo sempre in conto. Quindi il mestiere del chirurgo continuerà per nostra fortuna a esistere, ma ne cambieranno le sfaccettature, cambierà la modalità e soprattutto all'interno del settore, del contesto strutturato in cui il medico chirurgo opera, quindi la clinica, l'ospedale, se prima vedevamo solamente alcune figure, che vi prendevano parte, oggi ce ne sono altre. Pensate a quanto oggi la figura di un tecnico, un bravissimo tecnico di laboratorio, sia fondamentale in un ospedale e insieme a lui un gruppo di operatori manutentori capaci di gestire tutta l'elettronica e la meccatronica che fa parte di un ospedale. E poi ci sono gli informatici e poi ci sono gli OS che non sono infermieri ma fanno un lavoro fondamentale, ma poi ci sono oggi altre figure, ci sono assistenti sociali che lavorano negli ospedali, ci sono psicologi che lavorano negli ospedali, educatori, insegnanti. Quindi il contesto di vita e i contesti di lavoro diventano sempre più variegati, ma anche complessi. È il motivo per cui abbiamo ormai messo in discussione il concetto stesso di linearità dei percorsi, che effettivamente non esiste più. Noi siamo consapevoli che possiamo arrivare a un certo tipo di mestiere attraverso tutta una serie di possibilità formative. Questo significa che se noi abbiamo un ragazzo che confonde il cosa voglio fare con il chi voglio diventare, che ci viene a dire che lui vuole fare per esempio il meccanico auto, quindi la persona che si occupa fisicamente della riparazione o anche della costruzione di automobili, noi dobbiamo ricordarci che noi non possiamo pensare di suggerirgli un unico percorso, perché lui potrà diventare un ottimo meccanico auto
con un percorso di 3 anni, con una scuola di formazione professionale, che lo fermerà sul campo e su tutto quello che è la dinamica, concreta del lavoro in modo, solido, e quindi sarà pronto in tempo breve a realizzare i suoi obiettivi, ma, lui potrebbe diventare un ottimo meccanico anche scegliendo di fare un tecnico meccatronico o un professionale a indirizzo meccanica, meccatronica e manutenzione. Potrebbe scegliere addirittura di arrivare al suo obiettivo di diventare un meccanico facendo qualcosa di totalmente differente, non solo come indirizzo ma anche come architettura. Potrebbe fare un liceo e poi decidere di non voler continuare o continuare nel frattempo fare un apprendistato e sviluppare comunque delle competenze. Noi non lo sappiamo più perché quel che viene a mancare è la linearità tra il percorso di studi e il mondo del lavoro. E questo credo, perdonatemi se mi dilungo, ma sento che ci aiuta ad arrivare all'argomento di oggi. Il problema di non avere più una linearità nei percorsi è qualcosa che ci riguarda da vicino, anche perché il Ministero dell'Istruzione, che è il ministero che garantisce la presenza di orientamento nelle scuole medie e nelle scuole superiori, con attori che fanno orientamento dall'esterno e lo sancisce come priorità della scuola media, secondaria di primo grado, scusate. È lo stesso ministero che però non ha a che fare con quelle che sono realmente le politiche del lavoro e non ha conoscenza reale, concreta di come funziona oggi il mondo del lavoro. E questo scollamento noi lo vediamo sicuramente proprio in quello che è l'argomento di oggi, il consiglio orientativo. C'è una richiesta del 2013, se non so se esiste ancora, ma nel 2013 il Ministero dell'Istruzione chiedeva di inserire attraverso la segreteria sul portale del Ministero, i consigli orientativi che venivano dati agli studenti. Io non so e non mi interessa neanche in verità sapere se oggi è ancora così. Prendo atto però che una richiesta è uno strumento ministeriale che è degli anni '60, quindi il consiglio orientativo anni '60, dove contestualmente noi avevamo una grande linearità, tra istruzione e formazione e mondo del lavoro, e c'era un accesso al mondo del lavoro molto più semplice, c'era molta richiesta, quindi aveva un significato. Uno strumento che è rimasto, che nel 2013 viene ribadito e addirittura viene riorganizzato chiedendo che questo consiglio orientativo faccia parte dei dati inseriti rispetto allo studente. Penso che sia singolare perché in qualche modo io ritengo che prendere lo strumento del consiglio orientativo esattamente così com'è, come una griglia che viene sottoposta, possa essere in qualche modo fuorviante e poco protettivo, non solo per lo studente, ma anche per gli insegnanti stessi che si trovano a dover avere a che fare con lo strumento consiglio orientativo e che, ce lo siamo dette molte salse la volta scorsa, non possono essere dei tuttologi. Certo che un insegnante della scuola secondaria di primo grado deve avere una conoscenza di quella che è l'architettura del sistema scolastico che supera la conclusione del primo ciclo di istruzione. Tuttavia, non è possibile, quando il nostro lavoro è un altro che quello dell'insegnamento, avere una conoscenza mirata come quella, per esempio, che deve avere un orientatore. Io personalmente in questo periodo mi sono resa conto che devo di nuovo riaggiornarmi, perché le cose continuano a cambiare costantemente, continuano a nascere nuovi percorsi, la scuola subisce costantemente delle rimodifiche, degli aggiornamenti, ma si aggiorna anche la mappa dei saperi, si aggiorna la mappa delle professioni, quindi costantemente un orientatore deve aggiornarsi. Voi fate gli insegnanti, ma come ci siamo detti la volta scorsa, nel vostro ruolo è intrinseca una funzione orientativa ed è il motivo per cui siamo tutti qui oggi. In un modo o nell'altro l'orientamento riguarda tutti, anche chi non fa figura strumentale, anche l'insegnante che ha visto i ragazzi solo per poco. Perché ci serve? Perché il consiglio orientativo, vuoi o non vuoi, lascia un segno. Nel momento in cui il consiglio di classe rappresenta autorevolezza per lo studente e con questo tutto ciò che comporta l'autorevolezza può essere anche rifiutata, può suscitare anche atteggiamenti di ribellione, ma noi prendiamo atto che ciò che voi dite ai ragazzi che avete conosciuto per 1, 2 o 3 anni è in qualche modo importante, in qualche modo resterà. Ora io vi chiedo,
gentilmente, visto il titolo di questo incontro, di sapere da qualcuno di voi, toglierò un attimo le slide, ho bisogno di guardarvi, e di dirmi che cosa si aspetta. Non è un'interrogazione, io ho bisogno di capire quali sono i desiderata di questa giornata, così da potermi modellare quanto più possibile su quella che è la vostra richiesta. Per questo vi dico quali sono i desideri per oggi, così io che poi possa dirvi qual è il menù e vediamo come accordarci. Quindi la parola a voi e vi prego, ditemi qualcosa. Allora, come posso? Allora, come dice lei, cioè, il peso del consiglio orientativo è pesante anche per me, nel senso che consigliare i ragazzi mi mette nella condizione comunque di avere una determinata responsabilità. Per cui, per carità, viene fatto a livello di consiglio di classe, quindi siamo in tanti insegnanti, ci si consulta e via dicendo, però giustamente i ragazzi non sono ancora, cioè, sono ancora molto immaturi in terza media, e quindi comunque un consiglio pesa sul loro futuro, quindi io vorrei trovarmi nelle condizioni più possibili di poterli aiutare, più che di magari frenarli con un consiglio sbagliato. Questa è la sintesi del mio pensiero. Grazie, io ritengo prezioso questo desiderata, vorrei trovarmi nelle condizioni di aiutarli invece che di frenarli con un consiglio sbagliato. Beh, è molto bello quello che lei dice, no? Perché alla fine l'obiettivo è quello di assolvere. Adesso la mia collega Gaia riderà perché pronuncerò l'autore a me più a cuore di nuovo, sarà almeno la 10ª volta di oggi, ma il caro Brunner ci diceva quando parlava dell'approccio narrativo e del ruolo dell'adulto come scaffolding per i giovani, diceva proprio questo, cioè lo scaffolding è creare un'impalcatura o un ponte tra ciò che il ragazzo è oggi da solo e quello a cui arriverà, ma che oggi non è alla sua portata. Questo è il nostro ruolo di mediazione, di aiuto, e il consiglio orientativo ha bisogno che si pieghi a questa nostra esigenza. Non può che essere così, altrimenti diventa per voi una pesantezza. Condivido questo termine perché vi mette nella condizione di esporvi in una maniera che viene spesso fraintesa, immagino, no? Poi parleremo anche di questo. Quante volte il consiglio orientativo viene frainteso dalla famiglia e viene visto come un giudizio di valore sulla persona dello studente o come un vostro non aver compreso il potenziale di un ragazzo, come se poi veramente, perché parliamoci chiaro, veramente una persona o un gruppo di persone può cogliere il potenziale di un altro essere umano in una fase di crescita così delicata. Che ambizione! Magari fosse possibile. Allora io direi riduciamo un po' le nostre aspettative con l'obiettivo di fare il meglio che possiamo e di calarci in questo ruolo che il caro Brunner ci dà, che è quello di avere una funzione di supporto. Che penso che sia l'aspetto più dinamico e interessante, non solo del vostro lavoro, ma con un po' d'arroganza dico anche del mio, che mi occupo di incontrare ragazzi con un'altra funzione. Penso che stare a contatto con la crescita sia un privilegio, ma si cammina sempre un po' sui carboni ardenti. Io l'ho sempre interpretata un po' così. Quindi colgo dalla nostra collega che ha sciolto il ghiaccio, io sarò sempre grata. Per questo però colgo il senso dell'aiuto inteso in questo modo qua, come ruolo di scaffolding. C'è qualcun altro che vuole condividere un desiderata per oggi, un'aspettativa rispetto alla giornata? Almeno un altro paio di persone. Certo, Posso provare a dire? certo. Allora, in parte mi ricollego a quello che ha detto la collega che mi ha preceduto. Io parto da un esempio che è proprio successo questa settimana. Vado in terza,
li saluto, un momento di accoglienza, eccetera, sai, si fanno tutti i discorsi del caso, avete gli esami, dovrete decidere per il vostro futuro. Insomma, alza una mano questo ragazzino con un PDP, ok? Difficoltà importanti, e lui vuole aprire un ristorante perché il suo sogno più grande è cucinare. È bravissimo a cucinare, mi racconta ricette di questo e di quell'altro, però a proposito di struttura, che stavamo parlando prima, veramente io mi rendo conto che lui pensa di andare a cucinare e basta, ma in realtà la scuola che lui vuole fare è molto altro. E allora mi viene il fumetto, no, devi mediare, devi mediare, devi mediare. Adesso non abbiamo neanche la mascherina, quindi dobbiamo stare attenti alle espressioni che facciamo, ragazzi. E dietro di me ho detto, ti auguro che il tuo sogno sia veri, però c'è tanta fatica da fare. Come faccio a, come dire, non disilluderli completamente, però allo stesso tempo far capire loro che c'è fatica, c'è sacrificio per arrivare dove vogliono arrivare loro. Non so se ho reso l'idea. Sì, grazie per questo intervento perché mi permette di essere anche io un po' schietta, perché penso che il problema, faccio questa premessa, poi commento anch'io, il problema di chi fa orientamento è che spesso parla di qualcosa che sembra utopia. E io invece sento forte il bisogno di parlare chiaramente, quanto più possibile, ma questo non significa perdere il mio atteggiamento possibilista. Partiamo dal presupposto che attualmente i BES, i DSA, i disturbi del neurosviluppo stanno aumentando drasticamente e che dopo i 2 anni di attività mista in cui la didattica non è stata solo frontale, è possibile che prima di riaggiornare tutti i criteri per fare diagnosi aumenteranno questi casi prima di darci dei nuovi obiettivi. Faccio questa premessa perché dobbiamo chiederci se questo è un limite oppure no. Dal mio punto di vista è un limite fino a un certo punto, perché chi ad esempio ha un DSA e che quindi si è confrontato prematuramente con un insuccesso scolastico, perché di solito per arrivare ad avere una diagnosi di DSA il ragazzo prima di tutto va male a scuola, voglio dire, così come un ragazzo con ADHD prima di essere diagnosticato è una peste bubonica che nessuno vuole più in classe perché non sta fermo un attimo e disturba tutti. Quindi questi ragazzi si confrontano col fallimento prima di tutti gli altri. Strano è che sono quelli, nella mia casistica, e questa è una cosa a cui ho fatto caso nell'ultimo periodo, i DSA si preparano un piano d'attacco prima, perché così evitano il fallimento. È proprio il caso di questo ragazzo, signora Marchetti. Cioè lui sa già cosa vuole fare, perché così lui allontanerà che cosa, se non la paura di sentirsi dire questo non fa per te. In effetti mi ha molto colpito perché sono 25 i ragazzi nella classe e lui era l'unico che sapeva già esattamente che cosa volesse fare. Quindi vedendo questa sicurezza io non mi sono sentita di dire guarda non ce la farai mai perché non è... E io gli ho detto ti auguro di avverare il tuo sogno e se per caso apri questo ristorante posso venire, mi inviti? E allora lui mi ha detto di sì. Ok, quindi non sapevo veramente come reagire al momento, però ho cercato di mediare la mia reazione d'istinto. E qui commento la seconda parte del suo intervento. Cosa fare quando un ragazzo abbiamo l'impressione che non abbia bene in mente tutto quello che c'è dietro a un percorso che vuole fare? Intanto dobbiamo come adulti ricordarci che abbiamo il dovere di essere sinceri. Sinceri non vuol dire rompere un sogno, tarpare le ali, ma dire certe volte, mamma mia, ti sei scelto una cosa che ti renderà sicuramente felice perché è quello che vuoi fare, ma qui c'è da lavorare su tutto quello che dovrai fare che non sai. Perché per aprire un ristorante ti serviranno un sacco di capacità, ma prima di aprire un ristorante tu devi fare delle cose per arrivare lì e di sicuro vorrai fare il cuoco, ma in un ristorante non c'è solo il cuoco. E io immagino che per poter gestire un ristorante tu debba sapere perfettamente come cosa fa un comedisala, cosa fa un sommelier, come si gestisce una partita IVA, un'azienda.
ci sono tantissime cose, c'è tanto da imparare. E per arrivare a fare questo, da dove vuoi partire? Dalla pratica o dalla teoria? Dove vuoi utilizzare, per esempio, dove vuoi spendere i prossimi 3 o 4 o 5 anni della tua vita? A perfezionare le tue competenze nella cucina o a perfezionare le tue competenze di marketing? Non sono io che ti dico che sarà difficile, ma ti metto davanti alla necessità di approfondire quello che mi stai dicendo. Vuoi aprire un ristorante, ma nel frattempo mi dici che ti piace cucinare e che quello è ciò che ti interessa approfondire in questo momento. Allora è da fare già una scelta e davanti a questo prendiamo atto. Beh, se scegli ad esempio un bel alberghiero, ci sarà un bel biennio comune in cui farai un po' di tutto e poi potrai decidere. Potrai decidere se specializzarti nella preparazione dei pasti o nell'enogastronomia o nel servizio o nell'accoglienza. Ok? Se scegli invece perché vuoi trovarti subito a fare l'esperienza di lavorare, dato che hai le idee così chiare, se scegli una SFP, una scuola di formazione professionale, i corsi di solo cuoco non sono tantissimi, però in un corso in cui fai cucina fai anche sala e direi che ti serve proprio sapere cosa puoi chiedere a un cameriere se stai in cucina, o no? Dato che tu hai delle idee imprenditoriali. E poi si può dire anche un'altra cosa, ma tu lo sai che dopo che hai fatto 3 anni in un SFP, se vuoi arrivare al diploma puoi passare a un alberghiero? È difficile? Ti chiederanno un attestato di competenze, ti chiederanno di fare un esame, però adesso sei giovane, puoi maturare. L'obiettivo non è scegliere oggi quello che succede tra 3 anni o tra 5 anni. L'obiettivo è permettere a queste ragazze di fotografare il fatto che c'è un ventaglio abnorme di possibilità e che un percorso non rovina la vita, come dicevamo l'altra volta, anche se è sbagliato, e che un percorso inizia, ma poi dirama in molte possibilità. Allora io oggi posso voler diventare un cuoco o un ristoratore, posso fare 2 anni di alberghiero, 3 anni di SFP e capire che io quella vitaccia non voglio farla, ma queste competenze mi serviranno. Posso decidere, per esempio, di finire questa scuola, di farla comunque e poi proseguire verso altro. Voglio dire, se noi ammettiamo a noi stessi la possibilità di abbandonare il modello lineare scuola-lavoro, perché scuola e lavoro, e adesso ne parleremo di questo, sono 2 emisferi differenti in verità, che ci piaccia oppure no, ma noi possiamo concentrarci su quello che succede l'anno prossimo. Allora è importante che tu, caro ragazzo, familiarizzi con una scuola a cui stai pensando, una scuola in cui ti stai immaginando. Allora il mio obiettivo può essere permetterti di accedere al piano di studi, il piano orario, vedere, fare una ricerca, iniziare ad approfondire una materia piuttosto che un'altra, arrivare ad esempio al mini stage con delle domande, perché qui poi c'è un problema di come creare un ponte tra la scuola media e la scuola superiore. A volte, avendo lavorato per molti anni in una scuola di formazione professionale come tutor, ho fatto molte accoglienze dei ragazzi che venivano a fare la scuola aperta o facevano il mini stage e mi sono accorta che spesso i ragazzi che di loro natura a 13 anni sono inconsapevoli, perché questo è un dato di fatto, che consapevolezza possono avere del mondo a 13 anni, che il giorno dopo giocavano ancora con The Sims sul telefono, sul computer, e adesso vedono il mondo reale, ma quando arrivano non hanno domande. Cioè non sono preparati a quello che si possono aspettare, quindi casomai si divertono, restano molto stupiti, accattivati da alcune cose piuttosto che da altre, ma tutto avviene lì. E se invece noi inserissimo l'attività di orientamento e di promozione dell'offerta formativa all'interno di un percorso più lungo, il ragazzo potrebbe arrivare con delle domande, perché sarebbe interessante, rimaniamo sulla ristorazione, se un ragazzo venisse in un SFP o andasse in un alberghiero e dicesse: cosa significa che io acquisisco le competenze o il brevetto per l'HCCP? Esattamente, che significa? Quanto mi dura? Cosa vuol dire che io devo fare per forza in questo primo biennio, anche se non mi interessa, anche le ore di sala, anche se voglio fare solamente cucina? Perché non posso scegliere? Perché dopo sì? Cioè, domande
che lo aiutano a strutturare, e dopo do la parola alla professoressa Bertocco e poi ancora alla professoressa Peruk, spero di averlo detto bene, dopo me lo dirà lei, ma questo mi permette di costruire continuità tra il percorso di orientamento che io ho fatto nel triennio della scuola secondaria di primo grado e il mio primo accesso come visitatore in una scuola di qualsiasi tipo. Ci sono dei ragazzi che quando leggono le materie delle superiori hanno molte idee fantasiose. Pensate ai licei. I ragazzi sui licei hanno delle idee fantasiose al massimo, ma raramente si rendono conto, perché ci mettono poca consapevolezza, che già hanno fatto in parte delle materie, qualcosina, un assaggino delle materie che troveranno. E allora da lì sarebbe interessante fare domande. Cioè, cosa significa una versione di latino? Cosa vuol dire che studio filosofia? Cos'è sta filosofia? E mio nonno risponderebbe quella scienza che, senza la quale e con la quale si rimane tali e quali, eppure per me è stata fondamentale per la mia formazione. Oppure dire, ma che cosa significa che io faccio scienze della terra, biologia? Quale altra scienza della terra c'è? Voglio dire, sono domande pertinenti al loro percorso di informazione, di raccolta di informazioni sulle scuole, che è un'abilità. Prego la professoressa Bertocco, spero di aver risposto. Sì, ma aggiungo solo un'ultima cosa, non per passare davanti, poi No, sto prego. zitta. Il problema è che loro ce l'hanno la domanda, ma la domanda che gli altri compagni poi hanno fatto, ma quanto si prende a fare il cuoco? Cioè, la domanda che questi ragazzi hanno è quasi sempre remunerativa. Tornando al discorso che lei aveva affrontato nella puntata precedente sul prestigio Sì. sociale dei lavori, cioè questi ragazzi veramente, loro vedono l'avvocato ben vestito, rispettato, ok? Vedono in base allo stipendio, vedono il prestigio, ma non vedono la fatica, la scalata che devo fare per arrivare, Sì, ok? Quindi questo mi lascia molto perplessa, nel senso che mm, poi penso che questo che lei dica, che lei dice, fa parte di quello che volevo proporvi oggi tra le mie possibilità, quindi lo riprenderemo. Grazie, grazie. Prego allora, professoressa Bertocco. Buonasera, grazie. Sì, Buonasera. sto facendo, allora intanto grazie a tutti per questi contributi, però io sto facendo un pochettino fatica a collocarmi rispetto a quello che viene detto, nel senso che se devo pensare appunto al consiglio orientativo, ehm, al di là di quelli che possono essere stati i percorsi, gli spunti, i suggerimenti, le visite, le non visite fatte con i ragazzi, eccetera, eccetera, quindi al di là del percorso, io appunto mi ritrovo sul fatto che questo consiglio, questo modello che abbiamo in mano è assolutamente incoerente rispetto a quello che è lo sbocco lavorativo o la proiezione del ragazzo nel futuro. Però a quello un pochino, cioè noi dobbiamo comunque pensare appunto al percorso scolastico e quindi ricadiamo sul discorso della tra virgolette inibizione rispetto magari alle potenzialità che un ragazzo ha, perché indipendentemente dalla prospettiva, dal prestigio, dal fatto di avergli fatto vedere la fatica che c'è dietro a un suo ideale, dietro a un suo obiettivo, ecco, qualunque esso sia, e anche indipendentemente dal fatto di avergli fatto vedere che guarda, potresti fare il liceo, però se poi questo sogno tuo nel cassetto di fare le torte continua a venire fuori, te lo puoi andare a ripescare, eccetera, eccetera. Indipendentemente da questo, succede che i ragazzi si sentono più o meno valorizzati rispetto a quello che noi crocettiamo, cioè c'è poco da fare, ecco. E quindi allora il consiglio orientativo è un qualche cosa, che dopo in qualche maniera appunto delinea. Ah, a me hanno detto di andare al professionale, a me hanno detto di andare al tecnico, eccetera, eccetera. Però quello che secondo me dovrebbe cambiare è cioè ritornare un pochino a quello che era il consiglio orientativo
a un modello di consiglio orientativo che ti dica: guarda, per le tue potenzialità che stai esprimendo adesso come adesso, ti consigliamo un percorso di studio a medio termine, a lungo termine. Cioè questo noi potremmo eventualmente andare a dire, ma no, appunto tu devi fare il tecnico, poi appunto con le difficoltà e con gli indirizzi dei tecnici di adesso, piuttosto che un liceo, piuttosto che un professionale. Ecco. Quindi secondo me, ritornando appunto perché non riuscivo a collocarmi rispetto a quello che dicevate, se io devo venire fuori da questo incontro con delle indicazioni di lavoro sul consiglio orientativo, su un modello di consiglio orientativo, vorrei che ci fosse, tra virgolette, un movimento che parte dal basso di noi docenti e che dica al Ministero: guarda, appunto, quello che tu ci stai dicendo non è più coerente rispetto ai percorsi che fanno poi i ragazzi, non è coerente rispetto alle prospettive che possono avere a 13 anni rispetto a quello che saranno a 24. Quindi è inutile che tu ci venga a dire questo lo devi mandare all'istruzione e formazione professionale e questo lo devi mandare al tecnico e quell'altro lo devi mandare al liceo, perché questo fondamentalmente in realtà serve solamente alla pianificazione fondamentalmente delle risorse all'interno della scuola, perché poi c'è anche questo da dire. Ecco. Quindi se devo pensare a questo incontro come un incontro che, tra virgolette, mi faccia portare qualcosa a casa, riusciamo a evidenziare, ci sono degli esempi di consigli orientativi nostri in altri paesi in cui effettivamente si manifesti questa mancanza di linearità tra percorso scolastico e sbocco professionale? Oppure possiamo inventarci qualcosa di nuovo, qualcuno lo ha già inventato? Ecco, grazie, scusatemi, non so se mi sono spiegata. Guardi, io in verità voglio proprio ringraziare lei perché è riuscita con una chiarezza che non mi appartiene, per esempio, a esprimere un pensiero che condivido pienamente con lei, nel senso che noi possiamo rimodellare, rimaneggiare questo consiglio orientativo all'infinito, ma fino a quando voi non vi muovete dal basso, come diceva lei, questo consiglio orientativo rimarrà, perché lo scollamento c'è anche tra il ministero e quello che succede realmente nella scuola. Primo. Secondo, c'è un altro problema, e proprio di questo parlavamo io e la mia collega Gaia Franzoso in questi giorni, cioè in realtà non c'è nessuna correlazione tra un consiglio orientativo seguito o non seguito e il successo scolastico. Cioè, la dispersione scolastica si lega a una serie di fattori che però sono... chiedo scusa. Chiedo scusa, vi chiedo un secondo, vi chiedo un momento. Ok, spero che mi sentiate lo stesso. Quello che stavo dicendo è che attualmente la dispersione scolastica si lega a tutta una serie di fattori che non hanno a che fare solamente col consiglio orientativo, ma si lega per esempio a tutta una serie di difficoltà legate alla capacità del ragazzo di gestire l'insuccesso, di vivere il fallimento scolastico, di fare una buona autodefinizione dei suoi punti di forza. È chiaro che nel caso in cui noi avessimo dei ragazzi che già alle scuole secondarie di primo grado fanno fatica con l'apprendimento, è chiaro che questa fatica nel corso del tempo si trasforma in un problema, e alle medie, alle superiori, dove i ragazzi saranno ancora meno seguiti e verrà chiesta ancora più autonomia, quello che succederà è che quelli che erano piccoli problemi gestiti e in qualche modo anche condivisi tra insegnanti, famiglia e ragazzo diventeranno dei problemi più grandi. Però una correlazione decisa tra consiglio orientativo seguito o non seguito e abbandono scolastico, dispersione, passerelle, attualmente non c'è. Il dato di fatto però che c'è è che il consiglio orientativo non viene seguito come dovrebbe, e soprattutto che mette in difficoltà il consiglio di corso, ma anche il rapporto che c'è tra consiglio di corso
e famiglia e il rimando che lascia al ragazzo. Allora, dato che noi utilizziamo il consiglio di orientamento, il consiglio orientativo non solo come un obiettivo finale, ma come uno strumento, quello che noi possiamo fare attualmente è piegarlo alle nostre esigenze, che sono le esigenze di strutturazione della competenza di scelta del ragazzo, e noi possiamo agire in questo senso. Oggi vi farò una proposta, ma assolutamente io penso che la vostra voce sia importante, nel senso che bisogna anche far capire che davanti a un Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, un Ministero della Ricerca, un ente di ricerca come era l'ISFOL, che dicono che attualmente la società è troppo compressa per creare linearità tra i percorsi e che addirittura l'ampliamento dell'offerta formativa presente in un professionale o in un tecnico non permettono più di parlare di scuole più semplici e di scuole meno semplici, ma solo di scuole differenti, davanti a una conoscenza specifica dei processi di apprendimento e della cultura della crescita delle persone. Noi ormai sappiamo benissimo che non esiste un solo tipo di intelligenza, eppure noi viviamo in uno stereotipo, che è lo stereotipo che una persona che studia sui libri un po' di più è una persona che vale di più, ed è uno dei motivi per cui i ragazzi poi continuano a sentirsi valutati dalla vostra crocetta, come diceva lei, professoressa Bertocco, che alla fine si danno meno valore a seconda di quello che voi crocettate. Allora il punto qual è? Che noi possiamo agire sicuramente anche tenendo conto del nostro ruolo di orientamento e di come possiamo usare il consiglio orientativo, possiamo però, dobbiamo soprattutto agire su alcune caratteristiche personali che ci riguardano. Per esempio, quando noi presentiamo le scuole, e a me è capitato, probabilmente nessuno di voi fa parte di questa casistica, però mi è capitato di sentire per esempio insegnanti che dicevano: e questo è il liceo, ma solo per pochi di voi sarà il liceo. Questo crea una competizione, perché nei ragazzi quello che c'è, non sarò io quello che verrà escluso dal liceo. Vi siete d'accordo con questo? No? Che alla fine si crea un po' una competizione. Questo è il professionale. E faccina un po' così, per parlare di espressioni facciali. Allora il nostro compito di orientatori è prima di tutto quello di trovare una modalità coinvolgente ma super partes di presentare le scuole, perché noi dobbiamo decidere se vogliamo puntare a garantire quanto più possibile l'istruzione, almeno quella di base, a tutte le persone che vivono in questo paese oppure no. Allora, se io inizio già a costruire una classe di serie A, una classe di serie B, solo col mio atteggiamento, perché dimentico che sono il primo ad essere soggetto allo stereotipo sulle scuole, perché è quello in cui io sono cresciuto e vissuto, è chiaro che i miei studenti si comporteranno di conseguenza. C'era un'altra mano alzata, vi chiedo scusa per prima, ma c'era un'interferenza, spero di riprendere il colpo subito. Se c'era un altro commento, altrimenti io vorrei provare a andare avanti con voi. C'era qualcun altro che voleva parlare? No, c'ero io prima, però la Sì, maggior parte delle cose che volevo dire sono già state dette, per bene, cui proceda pure. grazie infinite. Allora, quello che stavamo dicendo, quindi, allora, ci sono, Quindi consiglio orientativo, la prima definizione che noi abbiamo avuto di consiglio orientativo doveva riguardare tutto questo, quindi un suggerimento che teneva conto di tutta una serie di fattori, tra cui la predisposizione, le strategie di studio, e che doveva sintetizzare un indirizzo o un tipo di scuola a cui il ragazzo era in qualche modo più propenso. Ho deciso di provare ad aggiornarmi e capire oggi come viene inteso il consiglio orientativo. Quello che ho trovato anche in un po' di bibliografia, per esempio, è che, vi prego di dirmi se è così oppure no, però in linea teorica nel consiglio orientativo voi intanto come insegnanti tenete conto dei settori di apprendimento, per cui cercate di capire se il ragazzo ha manifestato o meno un certo tipo di interesse, ma anche un interesse produttivo
reale in uno degli ambiti che noi riconosciamo come canonici, quindi letterario, scientifico, linguistico, artistico, musicale, tecnico-pratico e igienico-sportivo. Dopodiché quello che dovremmo fare poi sempre nel consiglio orientativo, sempre se fosse così semplice, è fare una valutazione relativa alla motivazione verso lo studio, quindi esprimervi nel definire il percorso dello studente come con una motivazione allo studio molto buona, sufficiente, mediocre oppure scarsa, per poi procedere a definire in che termini il ragazzo ha manifestato attività, cioè una propensione ad alcuni tipi di attività, come l'osservare in modo critico, l'individuare le cause degli eventi, quindi ragionare anche in forma astratta, progettare e individuare soluzioni, fare semplificazioni, agire nella concretezza, quindi nel qui e nell'ora, nel fare delle cose nel concreto, fare progetti, nonché attivare la propria manualità. Quindi teoricamente questo è quello che ci dovrebbe riguardare e la mia riflessione è stata, cioè questo, già esprimere un parere su questo non ci aiuta a fare una selezione di scuola, nel senso che le materie di base, per esempio, rappresentano tutte le scuole. Anche in una scuola di formazione professionale noi avremo delle competenze di comunicazione in lingua madre che dovremo sviluppare. Anche qui avremo bisogno di lavorare, di ragionare, facendo semplificazioni, agire nella concretezza e trovare soluzioni, avere un minimo di progettualità. Cioè questi sono aspetti che in un modo o nell'altro riguardano tutte le scuole. È chiaro che però possiamo fare delle differenze. Voglio dire, se io ho uno studente che ha manifestato una motivazione, non una capacità, una motivazione allo studio in cui doveva applicare la sua capacità di sviluppare un pensiero critico progettuale, e lo trovo appunto, che ne so, scarso, ma quella stessa persona ha manifestato una motivazione a studiare in modo molto buono o buono in materie, in attività in cui il suo agire nella concretezza, il suo esprimere la sua manualità, per esempio, erano preponderanti, è chiaro che io qui ho un'indicazione, ma anche qui quello che credo che ai ragazzi non sia ben chiaro è che non si tratta di una motivazione di valore. È una motivazione, cioè stiamo parlando di predisposizioni, non stiamo parlando di qualità della persona. Tuttavia i ragazzi a quest'età spesso confondono e fanno fatica e pensano che quando noi parliamo di ciò che fanno stiamo parlando di ciò che sono. Non voglio citare sempre lo stesso libro che ho già citato la volta scorsa, però credo che anche in questa occasione ci torna estremamente interessante pensare a quello che diceva Berne in un libro che si chiama Ciao e poi, ma anche un altro libro che si chiama Che gioco giochiamo, dove lui sostiene che tutti quanti noi nasciamo con un sistema di bisogni che si basa sul riconoscimento, cioè il fatto solo che un altro essere umano riconosca la nostra esistenza è importante e lo fa con, lui le chiama proprio carezze, un sistema di economia delle carezze, per cui con l'ostilità che è una carezza negativa, con la vicinanza, l'amicalità che sono tutti sistemi positivi, ma l'obiettivo per la persona è comunque ricevere sempre delle carezze, quindi sentirsi in qualche modo visto. Cosa succede? Che nel momento in cui io ho una persona che si è abituata nella sua vita a ricevere delle carezze negative, continuerà a riceverle. Perché questo? Perché noi sappiamo che tra non ricevere carezze e ricevere carezze negative, l'essere umano preferirà sempre essere visto, quindi vanno bene anche le carezze negative. Ed è il motivo per cui dal mio punto di vista ci troviamo quegli studenti che nonostante si vede che hanno delle capacità che casomai con un po' di impegno in più, un minimo di studio a casa in più potrebbero dare, ma si trovano poi a non fare niente, casomai vengono anche rimproverati costantemente e noi non ci rendiamo conto, ma alla fine è così, che quel ricevere un rimprovero è un modo per essere visti. Perché dico questo? Perché nell'economia delle carezze, pensiamo ad esempio al consiglio orientativo come l'ultimo modo in cui il ragazzo viene visto da voi insegnanti, quello ha un peso per lui, non tanto per come
per quello che veramente lui dovrà andare a fare, perché lui su questo ci ha lavorato ormai per mesi, forse per 2 anni, anche 3 certe volte, ma è importante perché a conti fatti lui lo vive come il vostro ultimo saluto dal punto di vista del consiglio di classe. Quindi noi partiamo rispetto al consiglio orientativo e rispetto agli studenti da punti di vista estremamente differenti. Noi ci vediamo l'assolvimento di un nostro compito e la necessità di indirizzare i ragazzi per un fine o per un altro verso una scuola piuttosto che un'altra. Quello che ci vedono i ragazzi è un come voi li considerate, cioè un per la serie. Se dovessimo fare un esempio, dato che non mi vedrai più, con questo consiglio orientativo tu mi dici cosa pensi veramente di me. E questo è il primo problema. Credo che una delle cose che più mi colpisce è che spesso i ragazzi non sono capaci di rendersi conto di cosa significa ricevere il consiglio orientativo, anche perché raramente, come vedremo, raramente loro vedono questo strumento fisicamente prima del giorno in cui gli viene consegnato. Fatto sta però che noi dobbiamo tener conto che in tutte le nostre azioni di orientamento, tra cui il consiglio orientativo, incidono i fattori che vedete. Noi siamo, dato che l'orientamento è l'acquisizione di una competenza, quindi rientra nelle strategie di insegnamento, nei compiti di insegnamento, l'insegnamento e l'apprendimento si sviluppa, come ci dicevamo su Feuerstein l'altra volta, si sviluppa nella relazione. Nella relazione ci sono almeno 2 persone o 2 gruppi di persone, entrambi soggetti a modificazioni dovute a quello che è il loro bagaglio culturale, oltre che alla dinamica della relazione stessa. Quindi quando noi diamo il consiglio orientativo o facciamo orientamento con i ragazzi, non è che siamo estranei a quello che sta succedendo, e noi dobbiamo bene avere in chiaro che, come tutti gli esseri umani, noi abbiamo le nostre teorie ingenue sul mondo perché sono state funzionali alla nostra vita, abbiamo avuto la necessità di semplificare, altrimenti non riuscivamo a leggere questo mondo sociale così complesso. Noi abbiamo esercitato la profezia che si autoavvera sugli studenti, perché purtroppo siamo soggetti a questo, come la eserciteranno anche gli insegnanti delle scuole superiori, e vi dirò di più, anche gli insegnanti dell'università, soprattutto se hanno classi piccole, perché si sviluppa nella relazione. Ricordo cos'è l'effetto Pigmalione, per cui io, che sono il mentore o l'insegnante di questo ragazzo, lo vedo e per una serie di mie considerazioni spesso molto inconsapevoli mi faccio l'idea che lui sarà più vincente o più perdente in quello che io gli insegnerò. Senza rendermene conto, io mi comporto in modo tale che questo accada. Sono tutti meccanismi inconsapevoli, quindi non sfuggono a nessuno. Cosa succede? Che a quel punto il ragazzo, sempre a livello inconsapevole e tra le righe, in una comunicazione tacita, riceverà degli input di rinforzo, delle carezze positive sulla sua motivazione, sulle sue capacità, migliori o peggiori, a seconda che voi pensiate che lui ce la faccia di più oppure no. Per cui effettivamente, se voi pensate che un ragazzo ce la farà più di un altro, vi capiterà che quel ragazzo ce la farà più di un altro. Ma questo fa parte della relazione, non fa parte veramente delle potenzialità, perché a me preme ricordarlo, a fronte dell'assenza di un ritardo mentale, le capacità delle persone sono tutte uguali a livello di competenze cognitive. Certo che poi la famiglia fa la differenza, l'educazione fa la differenza, il vostro rapporto con i ragazzi fa la differenza. Io devo confessarvi, so che è brutto parlare di sé quando si fanno queste formazioni, ma sono anche consapevole che l'esempio diretto spesso è più calzante. Io credo di aver avuto grossissime difficoltà, per esempio nell'italiano alle scuole medie, perché avevo ereditato l'insegnante di letteratura ed italiano dalle mie sorelle. Le mie sorelle erano estremamente diligenti, erano brave, erano attente, e questo insegnante da me si aspettava lo stesso. Io ero totalmente diversa, ero creativa, raramente stavo nel compito, avevo ancora bisogno di educarmi, era la mia peculiarità. Lei ha preso questa cosa come un problema perché si aspettava dell'altro, e io ho odiato la letteratura fino alla prima superiore.
Lei non faceva niente per discriminarmi apertamente, non si è mai esposta parlando di delusione, ma il suo atteggiamento a un livello di comunicazione intrinseca, quindi tacita, il messaggio vero della comunicazione, quello che arriva sotto alle parole e che raggiunge direttamente il linguaggio, il sistema degli sguardi, del riconoscimento, della prosodia. Io avevo compreso perfettamente che c'era qualcosa di me che per lei non andava bene e me ne sono convinta. Perché ero una ragazzina, vi assicuro che ho amato la letteratura in futuro, ma giustamente quando lei ha dato il suo consiglio orientativo, ai suoi occhi totalmente inconsapevoli del fatto che lei avesse utilizzato l'effetto Pigmalione, perché queste sono strategie che appartengono a tutti noi, ma non ne siamo coscienti fin quando non ci mettiamo l'occhio. Lei giustamente si è espressa dicendo che io non avevo una predisposizione alla lingua e alla letteratura, non mi piaceva il ragionamento sulle materie umanistiche. Questa era la sua impressione. D'altra parte, io con lei mi ero fatta vedere sempre così, faceva parte della relazione. Quando poi l'ho incontrata dopo 2 anni, le ho detto che facevo un liceo in cui avevo scoperto che mi piaceva tantissimo la letteratura, addirittura avevo fondato un club del libro nel mio corso di studi e ci vedevamo il pomeriggio a scuola, era un'attività molto bella. Lei era stupita, pensava che non parlasse con la stessa persona, perché nella sua mente era impossibile che una persona così poco predisposta diventasse improvvisamente così predisposta, e questo fa parte dell'effetto Pigmalione, ma anche di un grosso problema. Noi vediamo i ragazzi in una fase e ci dimentichiamo che la loro crescita non si ferma lì. Quindi quando noi emettiamo il consiglio orientativo dobbiamo comunque tenere a mente che dovremmo fare in modo che al ragazzo arrivi che quello non è un giudizio di valore, perché noi non abbiamo la più pallida idea della farfalla che uscirà dal baco quando lui sarà cresciuto. Come facciamo a fargli capire questo? Perché penso che sia importante, cioè se noi vogliamo che il consiglio orientativo sia uno strumento di comunicazione tra scuola e famiglia, tra scuola e ragazzo, noi abbiamo da fare in modo che l'intenzione del consiglio orientativo sia ben compresa e non abbiamo la possibilità di darlo per scontato. Cos'altro entra in ballo quando noi facciamo il nostro ruolo di orientatori esattamente con quella che è la vostra funzione finale, che è il consiglio orientativo? Mettiamo in campo anche il nostro bisogno. Qui potreste lanciarmi anche voi virtualmente dei pomodori marci, ma è così. Ognuno di noi nel suo lavoro ha bisogno di non sentirsi minacciato nella sua professionalità. Quindi è chiaro che in quel momento, nell'emettere un consiglio orientativo, noi sappiamo che stiamo anche parlando del lavoro che noi abbiamo fatto col ragazzo e spesso ci mettiamo in tutto il nostro impegno, ma quando si tratta di crescita delle persone noi non possiamo parlare di fallimento o successo, perché non siamo gli unici a determinare il fallimento e il successo del suo percorso. Poi aprirei una parentesi, non credo che nella vita ci siano percorsi falliti, anche davanti a gravi situazioni di fragilità. Penso che ogni persona ha il diritto di estrapolare il meglio delle sue capacità e quando è in grado di rendersene conto lo fa, se gliene è dato. Ci sono poi situazioni più facili e situazioni più difficili, però noi ci sentiamo in qualche modo vulnerabili, dato che quella è la nostra posizione e è la sintesi anche di come noi abbiamo lavorato con quel ragazzo, che ci piaccia oppure no. Cos'altro entra in ballo quando noi parliamo di consiglio orientativo? Sicuramente i nostri meccanismi di generalizzazione. Allora, io credo che tutti quanti noi siamo cresciuti con, e lo dico di nuovo brevemente, ma lo avevo già detto l'altra volta, ne abbiamo parlato a lungo, noi siamo cresciuti in un sistema classista in cui effettivamente le scuole erano di serie A e di serie B, ma perché i programmi erano diversi, perché le materie di base subivano degli sfoltimenti allucinanti e soprattutto perché c'era un divario madornale tra quella che era l'organizzazione della scuola e quella che era tutta la conoscenza medica, biochimica, antropologica e psicologica della crescita di una persona. Noi oggi sappiamo che ci sono dei compiti di apprendimento che possono andare bene per una fascia di età, ma che non vanno bene per un'altra fascia di età. Sappiamo però che una fascia di età non dura 1 anno, ne dura almeno 3.
se non 4. Quando noi parliamo di fascia di età preadolescenza, parliamo di 4 anni e mezzo, anche 5. Adolescenza sono altri 5 anni, è in quella fascia di età che si compiono i cambiamenti, non tra un anno e l'altro. Ed è importante che noi lo ricordiamo. Ecco perché certe volte mi è capitato di sentire degli insegnanti molto virtuosi che dicevano: ma io per esempio temo di consigliare una scuola che non sia alla portata del ragazzo di cui stiamo parlando, e mi chiedo: ma lui come ce la farà a stare in quella scuola se seguirà il mio consiglio? Perché quella scuola casomai è molto competitiva, casomai ha delle competenze, gli chiederà delle competenze di ingresso che lui non ha ancora sviluppato, e io comprendo questo. È anche vero però, e resta un dato di fatto, che le scuole superiori hanno l'obbligo di aspettarsi di ricevere studenti che hanno raggiunto le competenze come dalle linee guida che riguardano le materie delle scuole secondarie di primo grado. Quindi poi sta a loro sviluppare e approfondire le competenze, i saperi, le abilità per come devono essere sviluppati per quella scuola. Quello che è importante è che i ragazzi escano con quello che è un livello adeguato, che però quando noi parliamo di adeguatezza non parliamo di eccellenza, parliamo intanto di sufficienza. Ma come possiamo collegare solo e per forza il voto di profitto alla riuscita di una scuola? È veramente possibile dal vostro punto di vista? E vi chiedo di intervenire, che il voto di profitto sia predittivo del successo scolastico sulla base della vostra esperienza e del vostro sentore. È davvero così? Un buon voto di profitto alle scuole medie porterà sempre e comunque di conseguenza un buon voto di profitto alle scuole superiori, e quindi anche un buon successo in un'alta formazione, e quindi anche alla ricerca di un buon lavoro? Domanda. E vi prego di prendere la parola. Pensateci. È lineare. Vado bene alle scuole medie, andrò bene alle scuole superiori, andrò bene all'università, troverò un buon lavoro, sarò bravissimo nel portarlo avanti. Mi potete anche dire di sì, ma ho bisogno che ragioniamo su questo. Beh, io parlo sempre io quando non parla nessuno. Prego. No, nel senso che per esperienza personale io tenderei a dire di no, nel senso che poi dipende ovviamente dalle motivazioni, per carità, però io ho dei compagni ho avuto dei compagni delle medie che sono stati promossi per mandarli fuori dalle medie, hanno fatto delle superiori terrificanti, e un'università laureati col 110 e lode nei tempi stabiliti, perché hanno trovato la loro strada e la loro motivazione. Quindi secondo me è sempre un mix non solo di capacità, ma anche poi di volontà di arrivare a un risultato. E tutt'oggi sono degli ottimi professionisti, anche insomma abbastanza ben considerati, quindi insomma non è sempre lineare. Ci può essere la linearità, ma non è così scontata, ecco, quello volevo dire. Sì, anche perché parliamo di sviluppo umano, c'è lo sviluppo umano nella linearità, c'è lo sviluppo umano che subisce degli arresti e poi delle accelerate. Voglio aiutarvi a riflettere, lo facciamo insieme, perché mi viene in mente una cosa. Allora, pensiamo a un mestiere per cui, per esempio, bisogna studiare tanto. Io ho l'accanimento con i medici. Quindi prendiamo il medico perché attualmente, secondo gli ultimi dati, il mestiere del medico è quello che ha ancora il maggior prestigio sociale, e quindi mi fa piacere parlare di loro perché sono una categoria importante e che io stimo particolarmente, e su cui c'è semplice fare un esempio. Allora, il medico di sicuro deve fare almeno una scuola di 5 anni, una scuola superiore di qualsiasi tipo, ma diciamo che un medico che adesso
ha 45 anni, è cresciuto in un ambiente in cui se volevi fare il medico, comunque se avevi anche la possibilità economica di gestire un percorso per diventare medico, di sicuro facevi il liceo. Di sicuro, dato che ha 45 anni, ne escludiamo alcuni di licei, perché nell'età in cui lui aveva l'adolescenza, nel periodo in cui aveva l'adolescenza, chi faceva l'artistico era un debosciato, chi faceva il liceo delle scienze sociali, che adesso si chiama scienze umane, era uno scapestrato che andava a un finto liceo che in realtà era un professionale, perché non c'era il latino all'inizio, l'ultima riforma berlinguera. E non contava poi che ci fosse anche il tedesco e ci fossero delle altre materie, ma vabbè, non fa niente. Di sicuro si sarà orientato quindi, insomma, il linguistico, ma linguistico potrebbe essere, ma probabilmente se aveva già le idee chiare sul fatto che voleva fare il medico, lo avrà escluso. Pedagogico no, perché anche lì non si capisce, curare i bambini non si capisce, per cui si sarà orientato o su un sano, caro, vecchio classico o su un carissimo scientifico. Dato che medico ha a che fare con l'anatomia, con le scienze, sicuramente gli sarà stato suggerito, a ragion veduta, di fare uno scientifico. Quindi avrà fatto uno scientifico. A quel punto sarà uscito anche con un ottimo voto, il nostro medico si è impegnato bene, ha deciso di accedere all'università, ha fatto il test, casomai lì avrà avuto la sua prima difficoltà, casomai non è arrivato nei primi 100 posti, quindi non si è potuto scegliere subito la sede dell'università, ha dovuto ripiegare e già lì ha detto mamma mia che vergogna, adesso ho dovuto ripiegare, questo cosa significa di me che sono un medico di serie B se non sono arrivato tra i primi 100 posti, ma vabbè, facciamo che è arrivato lì. A quel punto ha fatto l'università. Il nostro medico ha capito che quello che gli serve è imparare a studiare bene, quindi sta molto sui libri, fa tutto quello che deve fare. La sua è stata un'educazione fino a questo momento puramente accademica in senso stretto. Ha studiato, ha letto, ha ripetuto, ha imparato a memoria, giusto? Cosa gli è mancato fino a questo momento che gli creerà un problema all'università e non è colpa di nessuno? Che se lui ha 45 anni, la sua prima lezione di anatomia l'ha fatta non su un manichino, ma su quello che viene definito un cadavere. Giusto? E lui non l'ha mai visto. Lui non sa cosa significa avere realmente a che fare con i corpi. Allora il nostro medico lì si trova davanti a una scelta, ve la riassumo così perché secondo me è un esempio calzante. Può decidere che supera la prova e quindi si mette in gioco con un apprendimento pratico, oppure può decidere che non è per lui, giusto? È questo quello che succede. E andremo avanti così sempre. Ma fino a quel momento lui ha creduto di essere eccezionale, bravo, capace nell'attività di studio perché si è convinto che lo studio è solo carta, matita, libro. E adesso si trova davanti al primo problema. Questo succede un po' con tutto, cioè i ragazzi si formano allo studio, non al lavoro. E quando poi si devono confrontare con il lavoro, quelle che vengono definite le soft skills, così cerco di ricollegarmi, non vengono approfondite chiaramente, direttamente, perché una persona che si relaziona con l'altro deve essere capace di empatia, deve essere capace di stare al suo posto, di non primeggiare, di subire un arresto nella comunicazione, deve essere capace di comprendere il problema, di rimettere le persone al loro posto senza offenderle. E poi ci sono le competenze pratiche. Siamo su un corpo, devo lavorare su un corpo, ma se la persona è sveglia, io non posso trattarla come il cadavere che ho visto, devo avere umanità. Giusto? Sono tutte cose che si apprendono pian piano. Ora, qual è il punto? Che questo i ragazzi non lo sanno quando vanno a fare la scelta. Loro sono ancora convinti che trovare un buon lavoro significhi soltanto studiare tanto. Ma se voi ci pensate, a fianco allo studiare tanto c'è la questione di una buona e sana competenza di vivere nella realtà, nel qui ed ora, con tutto quello che compete. Questa capacità viene valutata solamente in parte
perché è veramente complessa, lo dicevamo anche l'altra volta, cioè è troppo difficile pensare a come gestire la valutazione progressiva di queste competenze che per di più non finisce mai, ma sono queste che incidono sulla riuscita buona di un percorso di alta formazione, un'università. Il collocamento lavorativo. A parità di competenze su carta, il colloquio, l'assunzione, il mese di prova, in qualsiasi tipo di attività, dalla più prestigiosa, per usare un termine a cui ormai ci siamo abituati, a quella più banale che noi possiamo immaginare. Ma sempre e comunque la buona riuscita deriva dalla nostra capacità di gestire la socialità e la nostra presenza nella socialità e in quel lavoro. E questo non è solamente teorico. È il motivo per cui quando noi ragazzi diciamo bravo, bravo, bravo perché ti ricordi tutte le date di storia, ma poi se io ti dico ma quindi che cosa ha significato in Italia la resistenza? Lui ripete bla 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 e così sono arrivati gli americani. E voi vi chiedete, ok, quindi senso critico, capacità di connessione tra gli eventi e capacità di riflettere sull'importanza, sull'impatto sociale di un evento, non ci siamo. Eppure fino a quel momento lui ha preso voti alti perché casomai ha fatto tutti esercizi in cui era importante ricordare le date, importante ricordare a livello nozionistico anche dei nomi, dei fatti, ma non si è ancora confrontato con quello che questi fatti rappresentano. Perché vi dico questo? Perché quando noi lavoriamo sul consiglio orientativo, noi dobbiamo tenere bene a mente che vediamo una fettina del ragazzo e lo prepariamo a una sola fettina della sua attività e della sua competenza. Tutto il resto è ancora da sviluppare. Per esempio, io non so se tra noi c'è qualche insegnante che fa tecnologia, ma io penso che anche parlare di valutazione delle competenze pratiche in tecnologia ormai sia difficile, perché è vero un dato di fatto che le attività pratiche nella scuola secondaria di primo grado sono diminuite nel tempo e invece molto valore ha preso comunque la riflessione, la lettura, giustamente deve essere così, non si è individui formati se non siamo in grado di confrontarci innanzitutto col nostro dovere per esempio civico di saper leggere un documento e saperlo comprendere o saper far di conto, quindi è tutto giusto, ma ovviamente qualcosa viene penalizzato. In questo penalizzare non significa che è meno importante, ma se voi ci pensate, nel nostro sistema sociale, apprendere a leggere, scrivere e far di conto è più importante di altro. Allora, vedete, mi è capitato di lavorare con un gruppo di ragazzini i cui genitori erano originari del Burkina Faso, Africa. E questi ragazzini, la cosa peculiare è che tutti erano stati segnalati per difficoltà nell'apprendimento, ovviamente perché casomai a casa non si parlava italiano, c'erano ancora molte fatiche, però le competenze manuali di questi ragazzini erano strabilianti. E una volta parlavo con la mamma di uno di loro e lei a un certo punto mi ha detto: ma non capisco di cosa ti stupisci, cioè se ai vostri ragazzini a 6 anni è chiesto di imparare l'alfabeto, i nostri ragazzini che vivono ancora in un sistema molto rurale in cui devono procurarsi quello di cui hanno bisogno, a 5 anni loro sanno usare un piccolo macete, anzi addirittura è uno dei regali che facciamo quando arrivano a 5 anni, un macete piccolo così a portata di bambino che però loro usano. Voi mettereste mai in mano a vostro figlio di 5 anni un macete? Io no. Siamo in una realtà diversa. Allora, la nostra è una realtà in cui è impossibile pensare a degli individui che diventano autonomi senza la conoscenza almeno della lingua madre e del calcolo semplice. E penso che siamo tutti d'accordo, ma per raggiungere questo obiettivo dobbiamo fare i conti col fatto che però di contro la nostra è una società che non vive solo nel virtuale, ma ha a che fare anche con qualcosa di molto pratico. Io penso che se mi cadesse il computer in questo momento mi trovereste a piangere qui disperata perché io non saprei cosa fare, giusto? La mia capacità pratica di gestire un evento come questo non c'è, perché non sono un tecnico e soprattutto perché la mia manualità si riduce a tagliare lungo i bordi, sperando che i bordi ci siano, perché non me ne sono mai dovuto occupare.
Per esempio, ho delle colleghe che sono psicoterapeute come me, che fanno percorsi di autonomia per ragazzi con disabilità intellettive e sindrome di Down e fanno percorsi di affiancamento lavorativo, e loro riescono a lavorare in quel contesto perché nell'affiancamento lavorativo loro fanno attività, per esempio creano bomboniere, cose decorate a mano, cioè loro, tutte e tre queste mie amiche, hanno delle competenze pratiche sviluppatissime. Una di loro ha fatto un liceo artistico, per esempio, un'altra ha fatto un professionale sociosanitario, ma questa sua capacità di essere creativa e manuale è stato un tramite, soprattutto quando ha seguito persone con disabilità, fortissimo per la comunicazione. L'altra invece ha fatto un percorso molto canonico come me. Ma quello che voglio dirvi è che loro hanno messo questa componente pratica in un lavoro per cui invece ci vuole quella che noi chiamiamo alta specializzazione. Però avevano quelle competenze e le hanno sviluppate dentro e fuori dalla scuola. Ognuno di noi segue poi il suo percorso. Quello che ci deve essere molto chiaro è che di sicuro noi non possiamo averlo per certo in terza media, e dobbiamo ricordarcelo e ricordarlo ai ragazzi. E ora che io vi ho terrorizzati abbastanza parlando di tutte le difficoltà nel gestire questo consiglio orientativo, io immagino che voi vi stiate chiedendo: va bene, ma queste cose le sapevamo già, perché questa ci tiene qui 2 ore? Perché ci sono venute in mente delle idee. Allora, partiamo dal presupposto, e mi permetto di riprendere le slide. Partiamo dal presupposto che il consiglio orientativo è prima di tutto uno strumento. È uno strumento che assomiglia, mi sembra di capire, a una griglia, giusto? Una griglia con delle crocette, probabilmente qualcuno di voi ha anche una valutazione delle attitudini. La domanda sorge spontanea, qualcuno mi risponda. Quando lo studente vede insieme alla sua famiglia la prima volta il consiglio orientativo, fisicamente, quando? Uno di voi che risponda. Professoressa De Faveri, se conta fino a 5 e non risponde nessuno, la prego di rispondere lei. Generalmente noi lo diamo a dicembre. Molto bene. Professoressa Crivellaro, giusto? Sì, sì. Ok, quindi a dicembre loro ricevono il consiglio orientativo. Fisicamente non lo hanno mai visto? No. Benissimo. Se io vi chiedessi in questo momento di sintetizzare un qualsiasi capitolo di un qualsiasi libro che non avete mai visto e vi dessi 20 minuti per farlo, voi cosa ne pensereste? È un compito accettabile? No. Esattamente, perché noi comprendiamo le cose prima di tutto attraverso l'esposizione. Come capisco io che non devo assolutamente toccare il carbone del camino? Perché sento che è caldo, è un'esposizione diretta. Ma noi chiediamo, e questo non perché siamo noi in errore, ma perché è una prassi. Noi chiediamo ai ragazzi di adeguarsi a uno strumento che non hanno mai conosciuto e che quindi non possono comprendere, perché noi possiamo anche dire, e mi è stata fatta questa obiezione e io l'ho apprezzata molto, ma noi non gli diamo il consiglio orientativo, però passiamo 3 anni a lavorare sull'orientamento. Certo, ma io posso passare anche 3 anni su cos'è il verbo essere in inglese e come ci si presenta, ma se poi non ti ho mai chiesto di confrontarti con un compito di speaking in cui tu ti fai una bella presentazione di te e ti chiedo all'ultimo minuto di farlo senza che io mai ti ho fatto vedere il compito complesso, sarai in difficoltà. Allora la mia domanda è: non è possibile secondo voi prendere questo consiglio orientativo, proprio la tabella che voi avete, e iniziare un'esposizione in diretta al consiglio orientativo molto prima? Così intanto i ragazzi vedono che cos'è. E qui vi sto facendo un esempio, poi mi permetterò di farvi arrivare le slide, così questo esempio lo avrete, e se sarà utile per voi non lo so. Io vi prego di prendere questa mia proposta esattamente per quella che è, per uno stimolo. Io non sono qui a insegnarvi un mestiere che voi potreste insegnare a me. Sono qui a facilitare i vostri processi di connessione
tra informazioni diverse. È l'unico obiettivo che ci possiamo dare, perché voi siete esperti in questo. Quindi faccio questa premessa perché non si gioca a chi ne sa più degli altri e il mio obiettivo non è questo. Ma mettiamo il caso che noi in prima o all'inizio della terza, in seconda, un giorno decidiamo di lavorare per esempio sulle competenze di autonarrazione e decidiamo di dare ai ragazzi la nostra bella griglia fotocopiata del consiglio orientativo e gli chiediamo una cosa molto semplice. Diciamo: bene, adesso è una tabella, che cosa vorresti che ci fosse scritto qui? Quali scuole vorresti trovare qua scritte per te? Fai 3 opzioni, per esempio. E poi soprattutto prova a spiegare, scrivendo, per ognuna di loro per quale motivo. Non può essere una frase, scrivi un pensiero, approfondisci cosa ti dà prestigio nel fare questa scuola, perché desidereresti che ci fosse scritto proprio questa. Intanto quello è un lavoro che viene fatto, che io poi posso riprendere in molti modi. Per esempio da lì posso proseguire in 2 modi. C'è un punto 2 su questa slide che vedete, ma lo possiamo anche sostituire. Io posso dire la prossima volta: adesso su questa stessa griglia ti prego di scrivere 1 o 2 o 3 delle scuole che non vorresti trovare mai scritte qui per te. E da lì iniziamo a dire perché. Perché queste 3 scuole, per ognuna di loro, indicami perché non vuoi. Fermiamoci un attimo a pensare a cosa ci serve questo. Intanto ci serve a permettere ai ragazzi di sviluppare un'autonarrazione su di loro svincolata dal momento della scelta della scuola. Perché se noi lavoriamo su che scuola vuoi solo all'ultimo momento, entrano in gioco tutti i fattori che abbiamo visto: le paure, le ansie, le false credenze, il bisogno di essere giudicati in modo positivo. Siamo un po' in ritardo. Allora, se io invece la prendo alla lontana e inizio a lavorare per tempo su un avvicinamento al tema dell'orientamento, i ragazzi prendono dimestichezza. È come quando ci si mettono i jeans nuovi, noi sappiamo che cederanno un po', ma all'inizio li devo mettere un giorno o 2 perché prendano la mia forma. È tutto normale. Così è anche accettare che c'è un consiglio orientativo. Per esempio, rispetto a che cosa ti piacerebbe fosse scritto lì e quale scuola non vorresti che ci fosse scritta per nessun motivo, la prossima volta, anche con un insegnante diverso, io posso prendere quell'argomento e decidere di lavorare sulla geografia delle scuole. Allora, avete scritto queste 3 scuole, bene, il compito per la prossima volta è sulla mappa del territorio collocarle geograficamente e iniziare a fare anche un'indagine fintamente geopolitica di questa scuola. Qual è l'afferenza, quanti studenti la frequentano, quanto è conosciuta, quanto è gettonata, e ci aggiungiamo una parte storica. Come mai è così importante questa scuola sul territorio? Ci sono delle caratteristiche che la contraddistinguono? Facciamo ricerca, ma poi ci mettiamo anche quello che noi pensiamo di nostro, che è importante, e facciamo la stessa cosa con le scuole che non vorremmo mai, per esempio. Poi un altro spunto. Prendiamo le scuole che ti piacciono e a questo punto lavoriamo proprio nel concreto. Analizziamo il piano di studio che tu studente ti scarichi, non io insegnante te lo do. Io attivo le risorse, io ti sto dando già uno strumento che è il consiglio orientativo e ti sto dicendo cosa fare, ma in questo momento è importante che tu impari ad attivarti, perché questo, apro e chiudo parentesi, è un altro punto. I ragazzi sono abituati ad avere uno strumento puro e fatto, cioè devi studiarti la scheda, allora l'insegnante ti darà la scheda. Ma se noi lavoriamo sulle competenze di presa di decisione, noi dobbiamo attivare la parte agentiva dei ragazzi, quindi è importante che loro facciano una ricerca, è importante che loro si pongano delle domande. Per esempio, una domanda può essere: viste le materie del piano di studi, porta qui, su cui lavoreremo insieme, quelle su cui non hai capito che cosa farai. Oppure collega queste materie che leggi scritte con quelle che già fai, valore orientativo delle materie che voi insegnate alle scuole secondarie di primo grado.
O per esempio, quale di queste materie ti fa più paura e perché? E poi lavorare, ad esempio, su altri aspetti più contenutistici per fare questa scuola, viste le materie di indirizzo. Intanto, qual è il livello di competenza, dato che ci sono anche sui siti delle scuole, ormai trovate anche scaricabili le griglie di valutazione, i livelli di competenza, quindi potete chiedere ai ragazzi anche di allargare il giro o usare il vostro materiale. Ma per esempio, cioè, per affrontare bene un liceo classico, secondo te, nell'italiano, che tipo di livello devi avere? Nell'autonomia, nella lettura e nella comprensione di un testo storico, che tipo di livello devi avere? Guardiamo insieme i livelli di apprendimento. Dove ti collochi tu oggi? Bene, oggi all'inizio della seconda media sei qua. Qual è il patto che facciamo insieme? Dov'è che puoi arrivare? Allora io sono a livello base, alla fine dell'anno arriverò al livello di competenza massima. Beh, questo è un obiettivo che è bellissimo, ma è poco realistico. Se già passiamo, perché noi lavoriamo su gradini di apprendimento e va chiarito ai ragazzi, ma se noi già passiamo da un livello scarso a un livello sufficiente, è comunque un obiettivo raggiunto, il ragazzo è motivato a volte no, ma adesso facciamo che è tutto abbastanza semplice, i ragazzi sono dalla nostra parte. Soprattutto, cosa succede? Iniziamo a lavorare sul piano B. Metti che tu ti dovessi rendere conto che questa cosa su cui hai puntato molto, per esempio, la competenza dell'analisi critica di un testo scritto, che tu alla fine della terza media in qualche modo devi aver ottenuto. Mettiamo che su questo le cose non vanno proprio come pensi, perché casomai ti impegni molto ma raggiungi un buon livello, ma casomai non così buono. Cos'altro vuoi trovare scritto su questa griglia? E perché? E lavoriamo di nuovo. Questo non serve a far sì che i ragazzi vi suggeriscano cosa scrivere sul consiglio orientativo. Questo serve a far sì che i ragazzi si addestrino al fatto che c'è un consiglio orientativo e che arrivino al consiglio orientativo sapendo che nel corso del tempo c'è stata una costruzione di dialogo tra voi e loro, così che se voi inserirete una scuola che per loro non era contemplata, voi avrete avuto il tempo, attraverso lo stesso strumento con cui glielo direte, di lavorare con loro su questo aspetto. Pensiamo per esempio a indagare un po' con questi furbacchioni di genitori che purtroppo sanno che verranno presi nel sacco su questo argomento. E allora noi, se partiamo un po' d'anticipo, possiamo far sì che i ragazzi analizzino i loro stereotipi con un po' con maggiore accuratezza, perché se io decido per esempio di chiedere ai ragazzi di cimentarsi in un'attività di intervista e dico bene, facciamo così, oggi indaghiamo l'opinione dei tuoi genitori, dei nostri genitori, degli adulti, dei nonni, degli zii sulle scuole superiori. Costruiamo insieme un'intervista. Quali sono le domande da fare? Poi la trascriverete anche quelle che sono le risposte, ma quello che è importante è che i ragazzi imparino a fare domande di investigazione che permetta loro, in un contesto protetto, distante dal momento della scelta, perché quello è un momento caldo in cui è tutto troppo, ma se io parto prima, permetto ai ragazzi di confrontarsi e di affrontare le difficoltà, in una situazione di protezione, perché ci siete voi, perché si possono confrontare. Allora, quanti genitori vi hanno risposto, per esempio, che con la scuola professionale non si ha, con l'istituto professionale non si ha il diploma? E secondo voi è vero o no questa cosa? Andiamo a controllare, sono tutti input. Il consiglio orientativo è uno strumento conoscitivo e si potrà allargare il cerchio ancora di più. Si potrà analizzare per esempio la paura del ragazzo, le motivazioni. Non è banale se un ragazzo vi dice io voglio andare a Girardi perché tutti i miei amici, anche quelli di calcio, andranno tutti là. Cioè non è banale, è un ragazzino, per lui l'impatto sociale è fondamentale. Dobbiamo tener conto di questo. Allora lavoriamo, ok, vuoi andare a Girardi, che indirizzo? Lavoriamo sulle materie. Cosa ti serve per andare là? Ma veramente ti piace?
Ma tu, per esempio, voglio andare a fare DF, corso di cuoco e ristorazione, ma tu ti sei mai confrontato con questa esperienza? Facciamo una cosa, il tuo oggi è un lavoro di osservazione diretta sul campo e sabato sera se vai a mangiarti la pizza con i tuoi genitori, tu hai da osservare cosa succede in un ristorante. Questa sarà la tua ricerca. Ognuno di voi la farà su un mestiere che intende sviluppare e che ha a che fare con una scuola superiore. Per esempio, così che i ragazzi possano farsi una conoscenza, ma anche le scuole che proprio io non vorrei trovare lì. Bene, le approfondiamo lo stesso, così che tu possa essere sicuro della tua scelta, perché a volte può succedere che credevi una cosa che non è. Voglio andare a fare le scienze umane perché sogno di diventare medico. E in che modo questo si collega? Beh, scienze umane di sicuro studio il corpo umano, ma se poi non è così, io ho il dovere di fartelo sapere. Come se non con l'esposizione diretta. Questo quindi permette ai ragazzi e a voi di costruire un dialogo, per cui io mi immagino, per esempio, quando c'è un colloquio a fine primo quadrimestre, alla fine dell'anno, che voi possiate addirittura condividere con i genitori queste impressioni. Cioè di dire, ma sai che suo figlio in un'attività di orientamento si è visto molto interessato a un ambito, per esempio all'ambito della ristorazione. Non ha detto niente di che, però ha approfondito, ha scoperto che ci sono queste scuole nel territorio, non gliene ha mai parlato? Questo permette anche ai genitori di comprendere il senso con cui voi trasmettete il consiglio orientativo, perché è inutile che io dica a un ragazzo e a un genitore che il consiglio orientativo non è una valutazione, nel momento in cui poi la frase resta lì. L'unico modo, dal mio punto di vista, per permettere alle persone di familiarizzare, di accettare un parere, è quello di rendere questo parere non nocivo. L'esposizione in questo senso fa la differenza. Accordarsi sulle modalità, accordarsi e dire, ad esempio, alla fine della seconda, ma lei dove lo vede suo figlio? E se venisse fuori che a suo figlio piace fare questo, perché dobbiamo lavorarci. Per esempio, la collega prima parlava, ad esempio, diceva intanto poter esprimere un parere se suggerire o meno un percorso a medio o lungo termine. Questo è importante. Quando è che suggeriamo un percorso a medio termine? Cioè, per chi è adatto un percorso di 3 anni? Sicuramente per chi non ne può più della scuola, ma certo che davanti a un ragazzo che fa fatica a gestire la sua condotta all'interno della scuola, entra in opposizione costantemente, io devo garantire l'obbligo e sulla base dell'oggi, certo che io posso dirlo, ma anche schiettamente, la tua incapacità di gestire le regole e la tua difficoltà a stare in un contesto normativo è un problema. Ma questo non significa che ti puoi svignare la scuola. Allora dobbiamo trovare un modo perché tu finisca il tuo percorso di apprendimento, resti in una zona di protezione, perché la protezione è la parola chiave dal mio punto di vista, e faccia poi la tua strada con maturità. Forse in una scuola dove sicuramente tu però dovrai imparare anche una gerarchia, perché vi assicuro che quando si tratta di fare attività di laboratorio c'è molta meno indulgenza che in una scuola in cui i ragazzi non si mettono a rischio. Perché se io ho 10 ragazzi con dei coltelli, vi assicuro che devo essere sicura che loro mi seguano, altrimenti realmente guerriglia. Allora, quindi ci sono molti motivi per suggerire un tipo di scuola piuttosto che un altro. Io posso suggerire, per esempio, e adesso qui di sicuro qualcuno di voi non sarà d'accordo, ma queste sono opinioni e come diceva Kuhn sulla teoria delle rivoluzioni scientifiche, ci sono delle materie e le scienze che parlano dell'umanità non trovano accordo, per cui siamo in una fase di confusione, no? Non c'è una teoria più giusta di altre, quindi io vi porto la mia opinione professionale e la mia opinione legata al mio studio, ma a volte quando io ho un ragazzo, per esempio, con una disabilità intellettiva medio grave, permettergli di stare in una struttura che sia protetta, dove non si mette a rischio, anche a costo di dover ripetere le stesse materie molte volte, di avere un PEI molto strutturato, ma a volte più funzionale, di mandarlo in una scuola dove gli viene richiesta una competenza di autonomia che lui non può avere.
Caso differente è davanti a un ragazzo che ha una disabilità intellettiva, ma ha mantenuto una buona capacità, per esempio, di impegnarsi in un'attività pratica, è estremamente importante che io vada a valorizzare quell'aspetto in funzione della sua autonomia. È il motivo per cui, per esempio, ci sono delle scuole di formazione professionale che offrono anche corsi dove ci sono degli indirizzi per persone con disabilità intellettiva, ma non per creare un ghetto, ma perché si fanno percorsi alla gestione dell'autonomia personale, ad esempio. Quindi ogni persona va a sé, ma se noi continuiamo a partire dal nostro punto di vista e non mettiamo il ragazzo al centro anche nel consiglio orientativo, che è la sintesi del vostro lavoro di orientamento con loro, avremo sempre dei ragazzi passivi. E sapete qual è il problema della passività? Che nulla attecchisce. Per esperienza clinica, nel mio lavoro di psicoterapeuta in formazione, posso assicurarvi che le persone che si mostrano in modo passivo non fanno cambiamenti, perché non vengono incentivate e ingaggiate. Penso che capiterà anche a voi nel vostro lavoro, no? Ci sono quei ragazzi che sembra che niente li coinvolga, casomai vi dicono sempre di sì, portano tutte le consegne, casomai prendono anche voti discreti, ma poi vi rendete conto che ha attecchito poco quello che volevate dargli. Questo vale soprattutto anche per l'orientamento. A questo punto io mi chiedo se ci sono delle impressioni rispetto a questo, cosa ne pensate, cosa può essere utile, cosa no, se c'è qualcosa che pensate possa catturare la vostra attenzione e essere modificata e utilizzata nel vostro lavoro. Questa è una proposta, lascerei a voi la parola perché credo che quello sia importante. Quindi prego, io mi zittisco. Professoressa Bertocco, prego. Aiuto. Scusate se è comparsa una cosa che non c'entra. Allora, niente, mi ha molto interessato questo discorso appunto dell'esposizione al consiglio orientativo ed effettivamente è una grossa criticità. E nella nostra esperienza di scuola, per esempio, noi da qualche anno nel percorso orientativo, ahimè, un pochino concentrato sulla classe, un pochino troppo concentrato sulla classe terza, a parte i laboratori che per fortuna siamo riusciti ad attivare anche per le classi seconde, abbiamo proposto ai colleghi di lettere, che sono quelli diciamo che conducono un po' in primis il lavoro, ma non solo a loro, abbiamo proposto un diario di bordo nel quale il ragazzo di mese in mese ha delle domande abbastanza ripetute proprio per indurlo a riflettere su che cosa, fare il punto della situazione di ottobre e rispetto poi a novembre rispetto per esempio al fatto che magari ha fatto un laboratorio, magari ha fatto una lettura, magari ha fatto un film, magari è andato a vedere suo cugino che cosa, come è diventato, eccetera, eccetera, e via via di mese in mese fino a gennaio queste domande lo inducono diciamo a dire la mia scelta è ancora motivata oppure la mia scelta è cambiata, eccetera. Però quello che secondo me noi siamo partiti con questa proposta in maniera molto molto semplice e anche vorrei dire elementare, ecco. Però effettivamente è stato uno strumento, adesso non lo so, anche la dottoressa Franzoso forse l'avrà visto durante i colloqui diciamo di sportello, ma è un qualche cosa, è un punto di partenza che però adesso dico, dato che ci sono anche delle colleghe della mia stessa scuola che stanno assistendo all'incontro, potrebbe essere implementato proprio con le domande che lei ha suggerito nelle slide, proprio per mettere il ragazzo al centro, come dicevamo, appunto di questo percorso e non che sia un qualche cosa che si ritrova in mano e che diventa effettivamente solamente quasi una sorta di giudizio se non è la conferma di quello che lui si aspettava, insomma, lui o lei. Quindi dico forse, cioè, secondo il mio punto di vista, potrebbe essere usato questo strumento, ma magari ricalibrando le domande anche nella direzione che voi avete suggerito.
Grazie professoressa, io penso che il punto sia proprio questo, cioè nel momento in cui il ragazzo ha la possibilità di confrontarsi con quello che lo attende, con lo strumento, cioè allora l'attenzione e il timore di quello che ci sarà scritto cambierà. Perché spesso è la paura di non sapere e la disinterpretazione che crea ancora più ansia e fa confusione, tenendo conto poi che cioè, la vostra capacità di predizione, dato che nessuno di noi ha la sfera di cristallo, è limitata. Allora, quello che voi potete fare è costruire consapevolezza e in questo senso io penso che il diario di bordo di cui lei stava parlando è di una potenza veramente impressionante e può essere arricchito. L'obiettivo è il ragazzo che comprende che non ci sono tuttologi e nessun insegnante può consigliargli perfettamente la scuola, anche perché qual è il punto? Che noi non siamo veramente capaci di stimare le risorse di un ragazzo, non siamo dei tuttologi sulle scuole, ma possiamo fare un percorso insieme. Io non so, ma entrambi ci impegniamo a sapere, entrambi anche con la famiglia e a colmare quello che manca, così che tu possa trarre le tue conclusioni e tu ti possa confrontare con la famiglia e con la scuola. In questo però tu ragazzo sei partecipe e quando ti arriverà quella griglia tu non andrai subito in fondo a guardare cosa c'è scritto, perché dirai, ah, è questa cosa qua. Mamma mia, che cosa mi pensavo che fosse? Vediamo cosa hanno scritto. Ah, effettivamente questo era venuto fuori. Allora si può dialogare, si può riprendere e credo che questo sia veramente interessante. Questo ovviamente non ci toglie dal rischio delle passerelle, dal cambio di scuola, ma questo non lo fa nessuno. Io penso che sia anche legittimo per uno studente di 14-15 anni a volte avere dei ripensamenti. Ci sono poi anche degli stili familiari in cui veramente ripensarci e cambiare va sempre bene, o al contrario, a qualsiasi costo tu non devi cambiare. Ci sono delle culture familiari, delle rigidità, dove noi non possiamo fare nulla. Io l'anno scorso ho conosciuto una ragazzina che aveva una media altissima alle superiori, ma voleva cambiare scuola ed era la terza scuola che lei cambiava. Aveva sempre un profitto molto alto, ma lei non si diceva ancora soddisfatta e aveva dei genitori che la incentivavano a fare questo. Nel momento in cui la cultura familiare dice che va bene che io faccia questo e non ce ne frega se poi casomai sono affaticata da ogni anno ripetere di nuovo, riadattarmi a una classe nuova, e lì noi abbiamo poco da fare, è giusto, è sbagliato, noi cosa ne sappiamo? Sono strategie di adattamento. C'erano altre domande? Prego, a voi. Scusate. Allora, io insegno nella stessa scuola della professoressa Bertocco e anch'io ho trovato molto interessante questo percorso che lei ci sta suggerendo. Sicuramente noi lavoriamo già appunto con questa scheda, però implementarla con alcuni passaggi lo trovo interessante. C'è da dire però che a questo punto bisogna coinvolgere, siccome in genere l'insegnante di lettere che fa questo, un lavoro di questo tipo sicuramente ha bisogno della collaborazione di più docenti oppure della riduzione del programma. Ma a questo punto io mi chiedo, le famiglie quanto possono apprezzare, perché sempre di più noi ci troviamo con famiglie che fanno, cioè che hanno già deciso in che scuola iscrivere il figlio e fanno fatica ad accettare, cioè ti suggeriscono loro il consiglio orientativo, con la scusa che purtroppo già alcune scuole per accettare l'iscrizione vogliono che corrisponda il consiglio orientativo all'iscrizione, perché sennò se c'è un esubero non accettano più i ragazzi. Quindi in questi ultimi anni io mi trovo sempre di più a dover gestire più i genitori dei ragazzi.
perché appunto il genitore fa fatica ad accettare un consiglio orientativo che non sia in linea con le sue aspettative, con le sue ambizioni, e quindi vorrei anche un qualche suggerimento per questo. Grazie. Grazie a lei. Effettivamente questo è un problema che c'è. Lo scollamento tra la scuola con la sua politica orientativa e la famiglia è un problema effettivo, è il motivo per cui noi ad esempio continuiamo a reinventarci negli incontri di divulgazione e formazione con i genitori, che serve in maniera minimale, nel senso che poi lì è un'apertura e dovremo poi poter continuare. Il motivo per cui quando alcuni genitori ci chiedono di confrontarci dopo lo sportello di orientamento, noi assolutamente diciamo sì. E credo sia importante che la scuola si ponga in una posizione di assertività rispetto a queste richieste della famiglia e che a volte chiarisca che l'obiettivo della scuola è promuovere il benessere della persona e che la scuola esprime il suo parere sulla base di quello che le compete e non di ciò che non vede. E le aspirazioni dei genitori competono fino a un certo punto, al massimo ne possiamo parlare. Credo che sia importante ricordare ai genitori quello che abbiamo fatto proprio adesso. Sì, ma le sue ambizioni e suo figlio, penso che la puntualizzazione debba essere sempre questa. Capisco, e suo figlio che cosa ne pensa? Un disco rotto, l'assertività ha proprio questo stile anche, una strategia di assertività, di dire sì, capisco, lei dice questo, e suo figlio cosa ne pensa? Ho capito, lei pensa che questa sia la scelta migliore, e suo figlio cosa ne pensa? Sembra assurdo, ma alla terza, quarta volta di solito i genitori si fermano e dicono ma gliel'ho detto cosa mi ha detto mio figlio, che io sono d'accordo con questo, e allora lei potrà dire no, e mi ha detto cosa ne pensa lei. Le sto chiedendo, mi chiedevo se suo figlio sa che lei gli ha già scritto il futuro, sinteticamente. Non vi sprono a dire proprio questo, ma di far capire che il punto è questo. E suo figlio è d'accordo a passare 5 anni a fare questa attività? Perché l'importante poi è che sia questo. E soprattutto, credo che poter dialogare sugli strumenti di orientamento nel corso del tempo sia anche un modo per aiutare i genitori a fare un po' di chiarezza. Ecco perché noi per esempio anche con i genitori parliamo di prestigio sociale, anche con loro parliamo di stereotipi, anche con loro parliamo di effetto Pigmalione e di profezia che si autoavvera e di bisogno di proiezione sul figlio, no? Perché poi lì c'è anche questo, ma noi ricalchiamo la nostra fettina di moneta, perché quello è importante per noi. Poi lo studente farà le sue scelte e se avrà bisogno di ribellarsi ai genitori, lo farà quando si sentirà pronto, se si sentirà pronto. Ma quello a noi non è dato. Quello che noi possiamo fare è potenziare la nostra fettina e sono d'accordo con lei. Bisogna che non riguardi solo l'insegnante di lettere, non può riguardare solo l'insegnante di lettere. Stiamo parlando di consiglio di corso, d'altra parte è il consiglio di corso che esprime il consiglio orientativo, non solo l'insegnante di lettere. E allora il consiglio di corso un minimo, così che se ci dividiamo il peso e ognuno di noi porta 5, non sentirà il peso eccessivo di tutto il fagotto, allora noi possiamo fare la stessa cosa, invece di ridurre il programma, adottare delle strategie per cui se io sto lavorando sull'intervista, oggi te la faccio fare su questo, se io sto lavorando sulla geografia, mi prendo un momento in prima per fare un lavoro sulla geografia del territorio anche con le scuole, se io sto lavorando sulla competenza di autonarrazione o su romanzi di formazione, ti chiedo di scrivere un piccolo racconto in cui ci sei tu e narri di te, e via via inserisco tutti. Se ho l'insegnante di educazione fisica, gli chiedo di fare anche un'attività di orienteering sul territorio. Sono bravissimi, perché no? Anche quell'orientamento. E coinvolgiamo l'esterno, parliamo con le altre scuole, cioè credo che fare rete sia fondamentale, rete tra voi e rete all'esterno, ma se
nella vostra scuola si concepisce ancora l'orientamento come solo a carico dell'insegnante di lettere, per esempio, è arrivato il momento di invertire la marcia, perché questo non può essere, non sarebbe giusto. Allora, com'è possibile che il parere finale riguarda tutti, ma le azioni nel corso del tempo riguardano uno solo? E soprattutto non possiamo ridurci in terza a fare orientamento, minimo in seconda, ma se partissimo dalla prima potremmo fare un bellissimo lavoro, per esempio, sugli stereotipi. Sarebbe molto interessante. La prossima volta lo vedremo insieme, ma c'è tanto da fare. Comunque suggerisco sempre un atteggiamento di assertività e di pazienza con i genitori. Voi siete molto esperti in questo perché purtroppo vi scontrate con modalità educative differenti e con opinioni differenti. Ci sono delle volte, vedete, noi parliamo spesso dei ragazzi che avrebbero bisogno di fare una scuola in cui non si spronano troppo alla competitività e parliamo raramente del contrario. Io ho anche conosciuto personalmente dei ragazzi la cui famiglia aveva una cultura del lavoro molto forte, ma di un lavoro che non comprendeva un approfondimento, per esempio, teorico. Quindi famiglie che incentivavano all'abbandono scolastico quasi. E casomai anche famiglie con una situazione monetaria buona, positiva, una buona posizione sociale, ma dal mio punto di vista, e questo credo di averlo già detto, ma mi piace ribadirlo, noi abbiamo una carta dei diritti del bambino e che anche quando non possiamo, ma noi ci dobbiamo ricordare che esiste, c'è un motivo se i bambini non lavorano, a 14 anni sono ancora dei bambini e quando i genitori ci dicono la scuola non serve a niente, casomai ci sono quei ragazzi che di nascosto sono appassionati di musica, sono appassionati anche di libri, di romanzi, anche per la loro età, ma casomai si vergognano di portare questi esempi. Noi abbiamo sempre da ricordare che l'istruzione tutela i ragazzi nell'immediato e nel futuro, perché crea cittadini responsabili. Così quando abbiamo un ragazzo che invece ci dice ma io voglio andare subito a lavorare, sì, ma c'è un motivo se la scuola di formazione professionale, che non è solo una questione regionale, perché il Ministero dell'Istruzione ne sancisce la validità, viene previsto, è presente anche sul sito, c'è una bellissima descrizione, quindi viene riconosciuta una importanza delle scuole di formazione professionale triennali, ma noi abbiamo da ricordare a quei ragazzi che non è che lì andranno a lavorare e basta, faranno comunque attività di apprendimento teorico, attività di apprendimento pratico, ma parliamo di apprendimento. Nessuno va in miniera e nessuno smette di andare a scuola e può andare nel mondo del lavoro così lanciato. Noi dobbiamo trasmettere anche questo significato. D'altra parte, spesso i ragazzi, e di questo anche credo di aver già parlato con voi, spesso i ragazzi continuano a insistere sul ma che cosa mi serve studiare questa cosa, come se l'istruzione e l'imparare ad apprendere avessero bisogno di altre motivazioni. Come se avessimo bisogno di scoprire esattamente nel mondo fisico fatto solo di problemi impellenti a cosa ci serve saper parlare italiano, piuttosto che saper scrivere l'email, piuttosto che saper fare di conto. Allora è importante ricordare ai ragazzi che intanto c'è un diritto, che è diritto all'istruzione e diritto all'infanzia. Cosa ne pensate di questo? Ci sono altri commenti? Abbiamo altri 7 minuti, sono molto curiosa. Posso fare io un intervento? Certo. Ci sarebbe molto da dire, ma volevo così porre l'attenzione su un'altra questione che riguarda il giudizio orientativo, ed è quello del giudizio orientativo per i ragazzini stranieri, soprattutto per i neoarrivati, perché chiaramente questi sono molto penalizzati per il fatto che non conoscono la lingua italiana e spesso succede nelle nostre scuole che arrivano ragazzini in corso della terza media, per esempio, o comunque che devono affrontare l'esame con una conoscenza dell'italiano veramente molto molto scarsa. E questo chiaramente crea anche problemi per la scelta della scuola superiore, anche perché teniamo presente, dall'esperienza, da quello che abbiamo visto in questi anni, non sempre le scuole superiori sono accoglienti e non sempre hanno percorsi di italiano L2 da affiancare, diciamo, alle materie di studio delle rispettive scuole.
E quindi spesso succede che magari i ragazzi che se fossero rimasti nel loro paese di origine sarebbero andati a fare un liceo, si trovano magari ad andare a fare un CFP o una professionale. E questo non è giusto. Ma questo è anche, secondo me, come dire, una difficoltà proprio di rapporto tra la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado. Perché finché sono nella scuola media ci si attiva in moltissimi modi, in ambiente molto più protetto e anche che cerca di venire incontro in tanti modi nell'insegnamento dell'italiano alle due e quindi dell'affiancamento di questi ragazzini. Purtroppo non è sempre detto così che accada anche nella scuola secondaria o comunque non in tutte le scuole. Ecco, questa era un'osservazione che volevo fare proprio Quindi su intanto questo tema. io direi che rispetto ai ragazzini che arrivano in Italia e fanno la terza media e ancora non parlano italiano, se lei è a conoscenza di scuole più inclusive, più accoglienti, intanto ci orientiamo su quelle a prescindere dalla loro architettura, no? A prescindere dal fatto che siano licei, tecnici, scuole di formazione professionale o professionali. Se noi sappiamo che sul territorio, perché queste sono situazioni di emergenza, quindi non stiamo parlando della semplice scelta della scuola. Davanti a questi casi possiamo concederci di sbilanciarci un po', quindi in un rapporto con la famiglia in cui è bene per esempio che sia presente un mediatore, un assistente sociale se la famiglia è seguita per la loro integrazione, anche se non sempre è così dai servizi sociali. È importante eventualmente che ci sia anche un orientatore esterno dove è possibile, ma in quel caso si lavora. Intanto pensiamo a qual è una scuola sul territorio che io so fa un buon apprendimento dell'italiano, anche pomeridiano, a cui questo ragazzo può accedere facilmente. E poi quali sono i desiderata, perché un minimo di italiano, di comprensione, lui anche in un po' di scuola l'avrà sviluppata, allora lo saprà che cosa gli interessa di più. Poi c'è anche da dire un'altra cosa, che faccio un po' fatica, mi trovo un po' in difficoltà rispetto a una gerarchizzazione delle scuole, e l'ho detto fino ad ora, nel senso che il punto è che io posso trovare una SFP che fa un ottimo percorso di accoglienza e che casomai ha un buon sistema interno di supporto agli studenti anche all'apprendimento. Posso trovare un liceo che fa altrettanto, posso trovare un tecnico, posso trovare un professionale, o posso trovare un territorio ostile in cui nessuna scuola sia presente una qualche forma di supporto. Questi sono fattori di grande variabilità. Dal mio punto di vista, lì, in questi casi molto particolari, come per le disabilità intellettive, va attivata una rete, cioè sarebbe veramente interessante se prima di arrivare al consiglio orientativo, la prego, consiglio orientativo, non giudizio orientativo, perché altrimenti cade nell'errore dei genitori dei suoi allievi di pensare che voi giudicate i figli dicendo se possono andare in una scuola piuttosto che un'altra. Quindi con il consiglio orientativo, prima di arrivare a quello, è importante confrontarsi con una rete di supporto sul territorio, perché in quei casi ancora di più, dove le risorse sono scarse, perché una famiglia che ha una realtà, una conoscenza del territorio limitata è una famiglia che ha bisogno di supporto. Una famiglia che ha un ragazzo con disabilità intellettiva grave ha bisogno di supporto perché deve occuparsi di mantenere un ecosistema stabile, quindi tutto il resto è relativo, c'è bisogno di una rete esterna. In quei casi bisogna attivare una rete e scriverete sul consiglio orientativo dopo esservi confrontati anche con le scuole superiori, perché è importante garantire una continuità, ma soprattutto garantire un diritto. Credo che ci sia anche un problema. Vedete, nella mia esperienza negli SFP mi viene in mente, una volta ho avuto questo ragazzino che si è iscritto a un corso per operatore informatico e il padre era agguerrito come che, perché diceva ma lui è sempre stato tanto buono a studiare, che cosa deve venire a fare qui? Il figlio l'ha guardato e ha detto ma a me questo piace fare. Quindi che vuoi? Ma questi sono ragazzini che hanno già maturato delle loro idee, che probabilmente si sono scontrati anche con modelli educativi, anche scolastici, però mi piace porre la vostra attenzione sul fatto che il consiglio orientativo a volte è fallace in entrambi i casi, cioè a volte
davanti a un ragazzo che vorrebbe fare per esempio una scuola dove affinare delle competenze tecnico-pratiche importanti, io trovo insegnanti che dicono: ma sei così bravo nelle materie umanistiche, secondo me sei sprecato. Sei sprecato perché? Torniamo all'esempio del nostro ospedale: se io non ho un ottimo tecnico, un ottimo manutentore, nessuno si farà la radiografia. Ditemi voi che non è importante. Come facciamo ancora a rimanere legati a questo stereotipo classista? Non trovate che in un modo o nell'altro, e so che in questo momento, perché se non sto attenta anche la mia mente ragiona così, una vocina interna dice sì, ma, che è un problema anche quello di generalizzazione, no? Di dire sì, però effettivamente uno che studia 5 anni, sì, uno che studia 5 anni, uno che impara a gestire un macchinario complesso per molto tempo, qualsiasi persona ha il dovere e il diritto di abituarsi all'aggiornamento costante, alla formazione continua, e in questo senso tutte le scuole sono valide, quindi vi invito a fare anche questo tipo di riflessione, ma spero, perdonate la digressione, spero di aver risposto. Non so se ci sono altri commenti, altre domande. Io sono contenta di vedere che siete ancora tutti collegati, temevo anche un po' di spaventarmi con le mie proposte, e invece sono proprio felice di vedervi ancora qui. Soprattutto vi voglio ricordare che la prossima volta lavoreremo sul campo, faremo un po' di attività di progettazione sul triennio. Quindi vi chiedo intanto, non per i compiti per casa, non mi permetterei mai, però vi chiedo di immaginare delle attività che possono avere un profumo di orientamento e che potete sviluppare con i vostri colleghi anche sul triennio, ipotizzare qualcosa che può avere il sentore di orientamento sia sulla geolocalizzazione e l'apprendimento delle informazioni sulle scuole, ma anche orientamento in senso lato come conoscenza di sé, capacità di autopotenziare le proprie risorse, di fare autovalutazione, una cosa estremamente importante per arrivare ad esempio a quel consiglio orientativo di cui abbiamo parlato. Se io non so autovalutarmi, come posso capire quali sono le competenze che ho per affrontare per bene una scuola? Bene, c'è qualcos'altro che volete condividere? Posso intervenire? Certo. Velocissima, perché sì, sono perfettamente insomma d'accordo, cioè contenta di aver sentito tutto quello che insomma ci ha proposto, che risponde anche a tante nostre esigenze, e tentiamo anche insomma già di in piccolo insomma nei nostri percorsi di mettere in atto. Però mi faccio una domanda: tutta questa immersione rispetto appunto al questo dialogo educativo con i ragazzi e questa vicinanza, in modo che lo strumento non sia un giudizio, ma sia uno strumento di orientamento fatto da un percorso dalla prima alla terza. Come poi possiamo condividere tra colleghi, cioè tutto quello che facciamo? Io sento per esempio il bisogno, ogni anno sentirei il bisogno di parlare di orientamento in uno specifico consiglio di classe con i miei colleghi, ma non esiste uno spazio proprio collegiale. Cioè abbiamo certamente i consigli di classe, ma i tempi sono sempre tiranni, cioè abbiamo tante cose di cui parlare, un'ora e mezza, un'ora e mezza. Ecco, la condivisione con i colleghi anno dopo anno, prima di arrivare a quella fatidica del consiglio orientativo di dicembre della classe terza. Cioè dobbiamo ricavarcela, dobbiamo chiederla, dobbiamo imporla, dobbiamo... Esiste e non me ne sono accorta. Cioè, Guardi, le faccio questo esempio. Quest'anno una scuola della vostra rete, a nome del suo dirigente scolastico, ha organizzato un ciclo da 4 incontri simili a questi di orientamento per tutto il suo personale delle scuole secondarie di primo grado. E quindi ha ritagliato dei momenti in particolare. Abbiamo iniziato prima che ripartisse l'anno scolastico, finiremo anche con loro ad ottobre, per sensibilizzare e iniziare ad allargare il giro con tutti i colleghi, a prescindere che siano in prima, seconda e terza e basta, a prescindere dalla materia di indirizzo. No, certamente, però intendevo proprio per parlare dei ragazzi, del percorso che io faccio in un anno con i ragazzi di quella classe. Okay. Per cui
io ho capito delle cose, sono emerse in questo lavoro e con queste schede, con queste domande, col diario di bordo, insomma anche della collega Bertocco, tutto quello che emerge per non perderlo anno dopo anno e tenerlo prezioso e condividerlo con i colleghi. Come abbiamo i corridoi, abbiamo il telefono, abbiamo le nostre risorse, abbiamo l'aula insegnanti, però a me piacerebbe che ci fosse uno spazio dedicato. Beh, sarebbe interessante. Io sono curiosa di sapere se c'è una delle sue colleghe o colleghi che può rispondere, perché io, non essendo interna a una scuola secondaria di primo grado, non lo so. Quindi sarebbe interessante anche per me sapere da voi se c'è uno spazio dedicato, se c'è un esempio differente che ci può aiutare in questo, oppure significa che va pensato. Quindi a voi la parola, se c'è qualcuno. Ad esempio nel mio istituto, io appartengo all'istituto di Grantorto, San Pietrino e Gazzo, abbiamo le varie commissioni, c'è anche la commissione orientamento. All'interno della commissione orientamento, che si riunisce una volta ogni 2 mesi così, abbiamo modo di confrontarci, di scambiarci opinioni, idee e quelle varie attività che vengono svolte nelle classi terze o seconde di tutto l'istituto, e quindi poi si ripropongono le attività, si portano avanti le attività degli anni precedenti, si propongono nuove attività, quindi è un modo per confrontarci, per vedere quello che funziona, quello che non funziona, e quindi devo dire che è un momento positivo per parlare di orientamento. Grazie professoressa Rossi. Quindi per esempio momenti dedicati in cui si discute solo di quello. Questo per esempio può essere un'alternativa da proporre. Sì, esatto. Bene, grazie. Professoressa Osto, non so se questa risposta può essere utile per quello che stava chiedendo. Sì, cioè, sono d'accordo sul fatto che le commissioni che lavorano sull'orientamento e che anche noi insomma portiamo avanti anche come gruppo di funzioni strumentali certamente sono fondamentali. Sì, mi riferivo proprio più al gruppo che segue una singola classe, il gruppo di insegnanti che segue la singola classe dalla prima alla terza, è un po', però bisognerebbe giovarsi di più insomma dei consigli di classe e ritagliarsi lì degli spazi proprio dedicati per fare il punto insomma su quello che osserviamo. Va costruito come qualsiasi innovazione, perché questa è un'innovazione visto lo stato dell'arte che abbiamo in questo momento, va costruita da zero e sperimentata. E penso che quello che io porto via oggi per ricollegarmi e salutarvi è una grande esigenza percepita di condivisione, di non sentirvi soli, anche di lavorare in una zona. A me piace proprio il termine protezione, dove per protezione io intendo mi prendo cura di fare ciò che faccio bene, senza sentirmi minacciato, criticato o incapace di gestire il compito, e permetto all'altro di vivere lo stesso. E in questo senso trovo molto utile, ad esempio, dedicare dei momenti che siano strutturati ma che abbiano il senso di costruire una narrazione sugli studenti. E sono veramente molto grata per la vostra partecipazione e vi ringrazio veramente molto. Avrò cura di condividere i materiali, che sono, come avete visto, materiali molto semplici e con un po' di bibliografia veramente basic, se qualcuno ha piacere di approfondire dei temi, e spero veramente di vedervi tutti quanti ad ottobre per gli altri 2 incontri di formazione. Quindi voglio ringraziare tutti quanti e tutte quante e buon proseguimento. Grazie. Grazie, buonasera. Grazie, arrivederci. Grazie.